Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti, 049 49 06 054 se volete dire la vostra opinione, volete intervenire, noi siamo a disposizione. Oggi parliamo di un'Italia che secondo appunto il governo sarà più sicura con la stretta sui migranti e sui campi Rom. Allora voi ci credete che ci sarà questa stretta e come sarà realizzata? Ne discutiamo in studio con noi, con Paolo Paternoster, deputato della Lega, benvenuto. Col suo fidato Giussano puntato sul petto. Certo che sì. Il piacere di avere in studio il principe, perché è un principe, Ali Sheikh Noor, presidente dell'Associazione Somalo-Islamica di Padova. Principe, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Ci mancherebbe. E il piacere di avere in studio con noi Vincenzo D'Arienzo, senatore del Partito Democratico, fresco di ritorno da Roma, vero? Come, scusi? Fresco di ritorno da Roma. Ah, sì, sì. Ah, ecco, perché lo vedo corroborato, giusto? Hai avuto questa iniezione di fiducia. Allora, approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Salvini che è passato all'unanimità, ma ci saranno dei ritocchi. Ad essere ritoccata di sicuro sarà l'articolo che riguarda la sospensione dell'esame della domanda di asilo quando un richiedente sia sottoposto a procedimento penale e all'obbligo di lasciare il territorio nazionale in caso di una condanna di primo grado. Cosa ha detto Roberto Ficco del Movimento 5 Stelle, ricordiamolo, Presidente della Camera? Prendere solo il tema dalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di sicurezza. Allora, le modifiche introdotte sono davvero molte, perché sono modifiche che riguardano in generale la sicurezza e in generale anche il modo attraverso il quale noi accogliamo questi migranti. Ci saranno dei permessi speciali che saranno di 6 tipologie, poi ci saranno i nuovi casi di sospensione come abbiamo sentito e poi viene richiesto più tempo per poter identificare il soggetto. Io vado subito da Paolo Paternoster, deputato della Lega. Allora, un sì al Consiglio dei Ministri per dire vogliamo più controllo sui migranti e poi si è parlato appunto della chiusura dei campi Rom. Come dicono gli esperti, tanta roba. Tanta roba perché il decreto sicurezza è stato fatto perché di fatto c'è sempre stata in Italia negli ultimi anni l'esigenza di appunto avere più sicurezza, perché la microcriminalità è dilagante, la insicurezza e quindi questa percezione da parte dei nostri cittadini è stata totale, problematiche di microcriminalità data dall'invasione dell'immigrazione clandestina e incontrollata e aggiungo non identificata è stata enorme. La colpa, la sappiamo bene, è da addossare completamente a chi ci ha governato negli ultimi 7 anni ed è chiaro che in campagna elettorale prima, nel programma elettorale della Lega prima, nel contratto di governo con i 5 Stelle poi, naturalmente Salvini ha voluto mettere un paletto importante e per cercare di dare ascolto ai cittadini e chiaramente mettere un po' di ordine all'interno di questa benedetta nazione ha voluto e poi emanato questo decreto che chiaramente sarà emendato perché come tutti i decreti potranno essere soggetti a delle modifiche, in meglio dico io, certo, tutto è perché la problematica della sicurezza e quindi della insicurezza in Italia c'è e bisogna metterne mano in maniera urgente, perché se è vero come è vero che tantissimi reati, ormai piccoli reati, non vengono più denunciati, lo si sa bene, bisogna che questo abbia un termine e quindi avanti con questi controlli. Forse anche mettere un mano sul sistema giudiziario, delle pene, perché certo. Poi il problema non è quando li hai presi, il problema è come tenerli dentro, ma tutti, no? Ricordo poi anche in Italia dentro per reati di natura economici ci sono lo 0,4% dei soggetti. E questo è un secondo problema, il problema della giustizia. Ecco, noi ci siamo fermati a quello prima. Quello prima, ecco, però cerchiamo 049 49 06 054, che cosa ne pensate? Allora, questa stretta sui migranti, questa idea di chiudere entro la fine del 2019, però di Salvini, i campi Rom, secondo voi sono cose fattibili? Senta, io la faccio un po' arrabbiare perché D'Arienzo è molto rilassato. Ieri a Piazza del Popolo a Roma sono tutti scesi contro il governo. Allora, Maurizio Martina cosa ha detto? Salvini e Di Maio fanno i piromani e lo slogan era contro hashtag i ladri del futuro per l'Italia che non ha paura. Allora? Gli italiani hanno paura della criminalità,
hanno paura di quello che succede all'interno dei campi rom abusivi, e ce ne sono tantissimi in Italia. Sappiamo bene che all'interno di questi campi molte volte succedono cose strane, e quindi anche lì, come in tante altre situazioni, Salvini vuole mettersi in mano. È giusto? Certo che è giusto. Sarà facile? Non sarà assolutamente facile. Noi cominciamo a cercare di mettere un po' di ordine e di donare normalità a questo paese che ne ha assolutamente bisogno. E allora, in questi campi Roma, tra l'altro grazie ai colleghi della regia ci stanno anche mandando le immagini, vogliamo ricordare per la correttezza della cronaca che il 43% dei Rom ha cittadinanza italiana e il 55% di quelli censiti, perché poi c'è stato anche tutto il problema sulla identificazione. Si dice che ci siano tra i 120.000 e i 180.000 Rom presenti in Italia, e di questi il 55% tra l'altro è un minore. Vado dal nostro senatore corroborato, ci è andato giù pesante però Martina, no? Ladri del futuro per l'Italia che non ha paura. Però la cronaca di questi giorni ci ha fatto altro che paura, tra orecchie mozzate, dita mozzate. Non è facile dire agli italiani di non avere paura, dire agli italiani che è tutto sotto controllo. Ovviamente lo slogan di ieri non era riferito alla... ladri di futuro. No, ladri di futuro parliamo dal punto di vista economico, e lo riconfermiamo visti i presagi negativi che porterà la nota di aggiornamento al DEF. Questo 2.4 si è fermato qui come l'uovo sodo. Non mica solo quello, una serie di previsioni. No, per quanto riguarda invece l'oggetto del container, io non ho dubbi, la sicurezza è un diritto inalienabile dei cittadini e non ho dubbi che debba essere garantito, per quanto mi riguarda, con ferocia dallo Stato, perché tutti abbiamo diritto a vivere nella quotidianità con l'assoluta serenità. Ritengo sbagliato da questo punto di vista il decreto sicurezza, perché intanto, per me che l'ho letto tutto, insomma, su 43 articoli la stragrande maggioranza è orientato su altro, riorganizzazione del Ministero, concessione ai mafiosi dei beni che sono stati confiscati, quindi lo vedremo in un'altra trasmissione probabilmente, ma quella di trattare le persone che arrivano sul nostro territorio per la condizione umana, non per come si comportano. Per il solo fatto che sei immigrato, sei, non dico un delinquente, ma sei capace di delinquere, come se tutti gli altri non lo fossero. Però, questo è in filosofia non sbagliato. Sei un immigrato, però usiamo il termine corretto, senatore, sei un migrante, perché l'immigrato... Sì, parlo dei migranti, questa è una cosa importante. Parlo dei migranti, infatti coloro che arrivano sulle nostre coste vengono giudicati che per la Lega per la condizione umana. Quando uno arriva in Italia senza documenti sono clandestini. Sono persone non identificate. E allora respingeteli come avete detto. Ma lo stiamo facendo? No, respingeteli non state facendo nulla. Insomma, stanno arrivando sul territorio italiano e sono arrivati 22.000 oggi. Sì, allora, detto questo, molti meno rispetto a una volta. Anzi, quasi però allora lì io le era dico, già calato con Minniti, era già calato con Minniti, ma non è questo il tema. Ha fatto un buon lavoro. Anche se arrivasse, anche se arrivasse un solo soggetto, uno solo, il fatto che viene trattato per la sua condizione umana e non per come si comporta è negativo. Se poi andiamo a vedere tutto quello che è stato promesso in campagna elettorale per il quale hanno ricevuto il consenso, li cacceremo tutti via, li respingeremo, non daremo più soldi, non accoglieremo più nessuno. Guardando il decreto è esattamente l'opposto, Vediamo se il amico e collega della Lega è in grado di dirmi che non spendiamo più 35 euro al giorno per i migranti. Vediamo se l'amico e collega è in grado di dirmi che cosa succede nel momento in cui, ed è una delle ragioni critiche del decreto, cosa succede nel momento in cui all'immigrato, al migrante che è qui sul nostro territorio, viene tolto d'emblée il processo di integrazione o nello SPRAR, sistema gestito dai comuni, o nei centri di accoglienza straordinaria. Che cosa succede? Va in clandestinità. Avremo un altro problema. E lo avremo per migliaia e migliaia di persone. E allora mi dicono ai colleghi della regia che si deve andare in pubblicità. 049 4906 054, allora dite la vostra opinione, che cosa ne pensate? Saremo più sicuri con questo decreto Salvini sui migranti, che poi prevede anche la chiusura dei campi Rom? Noi torniamo dopo la pubblicità con il Principe.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, dite la vostra opinione e noi siamo qui, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gianfranco, chiamo da Padova. Buongiorno Gianfranco. Ecco, volevo rivolgermi al signore del PD. Allora, io non riesco a capire una cosa, veramente, che cerco di vedere in tutti i modi, ma perché queste persone, questa sinistra vuole la distruzione di questo paese? Perché è quello che sta succedendo. Perché con le banche abbiamo visto cosa è successo e hanno azzerato praticamente i risparmiatori del Veneto, eccetera. Sulla parte immigrazione sono totalmente a favore di portare dentro di tutto di più e per loro hanno sempre pronta la scusa per difenderli. Cioè l'Italia sta andando in rovina, la stanno portando alla distruzione e poi si meravigliano perché non prendono voti, perché anche la gente comune, quello che faceva l'operaio proprio minimo, si è reso conto che nessuno li difende, che questa sinistra non li difende e poi prendono sempre in bocca il problema dei partigiani di questo. Io penso che i partigiani in questo momento si stiano rovesciando nella tomba perché sono morti per creare questo paese e loro lo stanno portando alla distruzione. Questo è il problema, cioè non riesco veramente a capacitarmi di questa cosa, che non si rendano conto di quello che stanno facendo. Allora Gianfranco, grazie per aver espresso il suo punto di vista, poi le faccio rispondere da Vincenzo da Rienzo. 049 49 06 054, accettiamo le vostre telefonate perché siamo in democrazia. Principe, siamo in democrazia. Allora, questo problema dei migranti sui quali si è costruita anche gran parte della campagna elettorale e che tiene banco da sempre, insomma, sostanzialmente. Lei ce l'ha una soluzione, lei che è principe, lei che conosce il continente? No, la soluzione io non ce l'ho, la bacchetta magica non ce l'ho, però ho le mie opinioni per quanto concerne questo fenomeno dell'immigrazione. Ma fa bene Salvini a mettere questa stretta sull'identificazione? I decreti sono correggibili, il problema non è quello. Secondo me il problema dell'immigrazione è un capro espiatorio. I veri problemi degli italiani sono i debiti che ci hanno lasciato i governi che ci hanno proceduti, destra, sinistra, nord, sud. I movimenti populisti, se lei nota, i regionalisti, i secessionisti, il fantasma del passato comincia a alleggiare, il linguaggio di tipo, non dico fascista, ma che ha in grembo i germi che fomentano gli scontri della cultura e della civiltà. Non è questo il problema del coso. Ci sono i fondi, io credo che i decreti non sono il Vangelo né il Corano né la Torah. Sono correggibili, stanno agendo bene, ha cominciato a agire bene Minniti. Io mi trovo un po' incrociato con delle persone che devono decidere della nostra sorte, senatori, deputati, ma parlo da anarchico e da cittadino che è contro l'ipocrisia, non parlo in politichese, purtroppo le so dire questo che è il vero problema dell'Italia, non sono. Cioè il problema dell'Italia qual è? Il politichese? Il problema dell'Italia ci sono più leggi sulla carta e meno leggi. Lei diceva prima orecchi mozzati, tutte queste rimaniamo colpiti da questa gente che hanno bisogno di una stretta, secondo me, ed è vero questo, c'è necessità di mettere ordine. Ma il problema non è questo, il problema è che questa gente a casa loro non fa queste robe. I nordafricani che spacciano non lo fanno perché lì c'è la Sharia. Questo è un paese... Cioè, cosa succede se una persona spaccia droga in un paese di sua conoscenza, va in galera diretto? Noi abbiamo dei problemi gravissimi e grossissimi, siamo tutti a disagio. Quello di cui necessita l'Italia oggi è il rispetto tra i politici. Va bene? C'è qualcuno che sta al governo, va bene, che adesso ha delle ideologie ben precise, si stanno destabilizzando e distruggendo tutto, la carica istituzionale, il Presidente della Repubblica, i poteri forti, la magistratura, e noi alla fine, c'è un proverbio africano che dice quando gli elefanti si fanno la guerra è l'erba che viene sempre calpestata. Adesso c'è una percezione, sentivi la telefonata di prima? Sì, adesso cerchiamo di rispondere anche a comunque concludo, ma io le dico che veramente io sono un immigrato naturalizzato, la mia cittadinanza l'ha firmato orgogliosamente, ne sono fiero, Alessandro Pertini. Nessuno di questi due è venuto dall'Africa che ha dei parenti morti nel Mediterraneo.
Quindi non ho nessun interesse a avere né consensi, non sono stipendiato dallo Stato, ok? Sono uno che paga di tasca sua per venire qua e non sono disponibile a dialogare con dei politici che possono cavalcare per guadagnare consensi. Ok, bello tosto il nostro principe. 049 49 06 054, la cosa pensate? È giusto che arrivi questa stretta ulteriore sui migranti e poi si parla di questi campi rom che devono essere assolutamente chiusi. Vincenzo D'Arienzo ci ha chiamato il signore da Padova, Gianfranco, ha detto che avete un po' distrutto il paese, le faccio un po' riassunto, e vi siete persi anche chi faceva l'operaio, perché ricordiamo un po' tutti, operai che lavoravano in fabbrica, supportati dalla FIOM, votavano Lega, abbiamo sentite anche queste, e poi dice fate girare anche i poveri partigiani alla tomba, insomma. Non è un inizio facile questo lunedì D'Arienzo. Faccio fatica anche a rispondere, nel senso che i partiti per i quali l'elettore, che è di destra, ha votato, ci hanno lasciato nel 2012 un paese che era sull'orlo dell'abisso. Quindi faccio fatica a immaginare quale sia la ricetta che possa dare la destra alla quale il signore si rivolge, e come lui possa arrogarsi, non lo faccio io che ho tradizioni socialiste, possa arrogarsi il diritto di parlare a nome dei partigiani, di coloro che hanno combattuto la resistenza, perché anche lui potesse dire quelle sciocchezze che ha detto. Perché immaginare che ci sia nel Paese una forza politica, in questo caso il Partito Democratico, che sarebbe perché tutti possano venire in Italia, tutti possono commettere reati. Abbiamo fatto chiudere le banche, il suo amico Zaia è uno di quelli che ha creato le condizioni perché la Banca Popolare di Vicenza e la Banca Veneto Banca chiudessero, perché era quello il brodo di coltura. Ecco. Quindi c'è un difetto di informazioni. Io rilancio la domanda. Io dico, il Paese si è imbevuto una promessa, non sarebbero più arrivati, non gli diamo più soldi, non gli diamo più permessi, li cacceremo via, leggendo dettagliatamente il decreto, fuori dalla propaganda, legittima, leggendo fuori dal decreto, vedremo nei comuni se spariranno i centri di accoglienza straordinari, se spariranno lo SPRAR, che è un acronimo difficile, ma è un progetto di integrazione dei comuni. Io dico che, avendo letto bene il decreto, tutto questo rimane. Ora, lasciamo perdere quello che penso io, ho detto prima in linea di principio, che è sbagliato giudicare le persone per la loro condizione umana, qualunque sia il colore della pelle o la religione. Ma il fatto che non si sia mantenuta la promessa prima, cioè quella di cacciarli via, di non dargli più soldi, di non dargli più permessi, è un dato politico importante. Se io lo dico è perché ne voglio 1 miliardo qui sul nostro territorio, lei è una sciocchezza. Insomma, sul territorio la gente vuole sapere chi arriva, chi va, che cosa succede. Paternoster, intanto 049 49 06 054, dite la vostra opinione, noi siamo qui ad ascoltarla. Non avete fatto niente, cioè parlate, poi il decreto non è che vada in una direzione diversa da quello che c'è stato precedentemente, perché ricordo che tra le modalità con le quali verrà dato il permesso speciale di 6 tipologie: vittima grave di sfruttamento, motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese d'origine, poi cure mediche, atti di valore civile. Mi pare che ci siano già un po' queste cose, perché quando c'è stato nel 2002 lo tsunami sono state agevolate molte di quelle popolazioni che arrivavano dallo Sri Lanka piuttosto che dai paesi colpiti. Allora, cioè, secondo me la condizione fondamentale e il nostro pensiero è quello che, cioè, il fratello povero, cioè la persona che ha bisogno, che si trova momentaneamente in una situazione di pericolo, va aiutata, è chiaro che va aiutata, perché noi non siamo gente, i veneti, soprattutto i veneti, non è un popolo che se uno ha bisogno si gira dall'altra parte o gli volta le spalle, anzi siamo un popolo che ha un cuore grande, donatori di sangue, donatori di organi, gente che fa volontariato, e lo vediamo siamo purtroppo tra le prime regioni in Italia. Certo, e quindi, cioè, da questo punto di vista nessuno ci deve insegnare nulla, veneti e gli italiani in generale. La problematica è che non siamo più disposti, e questo Salvini l'ha detto, l'ha ripetuto e lo sta facendo, a farci invadere.
Su questo non c'è nessun dubbio, ma non è che questa politica qua sia così un pensiero astratto di Salvini perché una mattina si è svegliato e la pensa in questa maniera. Questo è quello che pensano e che vogliono gli italiani. Vogliono che ci sia in Italia più ordine, più sicurezza, più garanzie per il nostro popolo e dopo tutti i bisogni che hanno gli altri popoli del mondo, se uno scappa dalla guerra in Siria o se c'è qualcosa di gravissimo a livello mondiale, ok, noi siamo i primi che magari andiamo a aiutarli anche a casa loro. Come si fa, deputato, a rimandare indietro delle persone che magari vengono in situazioni di guerra, non ci sono i documenti, non c'è l'ambasciata, non c'è una nazione, penso, io allora, mi chiedo. Domanda giusta, come si fa? Intanto si fa che non si fanno più arrivare in Italia, non si vanno più a prendere sulle coste della Libia e già questo è un problema importante che cerchiamo di risolverlo e vediamo la proporzione tra gli arrivi dell'anno scorso e gli arrivi di quest'anno, vediamo che la situazione è migliorata di molto. Dopodiché c'è un problema immenso creato da questi 600-700 mila arrivi indiscriminati da folli che sono succeduti negli ultimi 4-5 anni che adesso ci ritroviamo in Italia. Come si fa a mandare di ritorno? Questo è un grosso punto di domanda. Ma il problema non è che l'abbiamo creato noi, il problema l'ha creato chi ci ha preceduto. Il problema l'hanno creato i francesi anche, i problemi li hanno creati i francesi, che i problemi li hanno creati i francesi seduti. E tutti quegli stati europei moderni, che loro si dicono moderni, che quando c'è il problema dell'immigrazione incontrollata si girano dall'altra parte. Allora, la problematica oggi ce l'abbiamo noi in casa e bisogna cercare di governarla. Questa gente qua bisognerebbe, perché non si può più pensare di mantenerli in albergo dalla mattina alla sera dandogli 35 euro al giorno, che questa storia va avanti per facciamo chiarezza, poi i soldi che ricevono i migranti sono 2,50 euro, il problema è l'ambaradanche giratorno. Il problema è se io do al migrante lo spazzolino da denti, la saponetta, le cose che servono, poi gli do una ricaricabile da 5 euro, una tesserina da 5 euro, 2,50 euro, non gli ho dato 35 euro. Certo, infatti dietro a questa situazione c'è un business enorme che deve essere eliminato, ma soprattutto queste persone mano a mano che vengono identificate e io spero che vengano devono mandare che comunque i dati le danno anche ragione, perché alla fine i dinieghi sono stati tantissimi, perché non tutti avevano le carte in regola. Il problema è che sono rimasti qua, perché ci vorrebbero 1 milione di voli aerei. Allora la problematica è questa, la domanda è questa: c'è futuro in Italia per questa povera gente? No, e allora devono andare a casa loro. C'è futuro per una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signori, mi chiamo Marisa e parlo da Portogruaro. Se mi fa parlare il signore, no? Parla lui? Pronto? È lei signora Marisa, buongiorno, ci dica tutto. Ok, ecco, io volevo fare una constatazione. Noi parliamo di ladri, no? I ladri in Italia sono sempre stati, scusi un attimo, finisco, arrivo al punto vostro. Sono sempre stati, rubavano le galline, anche i rom rubavano, però non uccidevano la gente, non tagliavano le orecchie. E allora di tutto questo penso che non siamo noi italiani, ma sono loro che hanno insegnato e che fanno queste cose e noi abboriamo questo. Sono una persona anziana e ho visto tante cose, i ladri sono sempre stati, però non hanno mai fatto queste cattiverie, neanche i rom. Quelli rubavano ma non uccidevano, non scappavano al rientro da casa. Cioè dice che la qualità del ladro che si sta manifestando è molto molto pesante e violento, giusto? È questo che sta dicendo? Esatto, vi ringrazio. Grazie signora Marisa. Allora io devo andare in pubblicità, vi ricordo 049 49 06 054, oppure la qualità del ladro sta peggiorando, non stiamo messi bene. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, c'è D'Arienzo che sta bollendo, anche perché questa è l'ora nella quale si sta cucinando, poi qui in studio vicino stanno preparando la trasmissione di medicina, c'è un aroma molto buono. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Vorrei una risposta a quanto sto dicendo. Si sono chiesti prima i signori governanti che c'erano, perché adesso Salvini sta facendo veramente bene, cosa voleva il popolo italiano?
Noi che abbiamo, io sono anziana, noi che abbiamo fatto crescere l'Italia dopo la guerra con tanta fame, allora le persone che non hanno documenti non li si fa neanche sbarcare, li si dà da mangiare in nave e li si rimanda indietro, perché se noi andiamo via con la macchina e non abbiamo i documenti ci sequestrano la macchina. Questa tolleranza a noi, e io premetto, ero moglie di militare, per sposare mio marito non dovevo essere comunista, e 7 generazioni di fedina penale pulita, non è tollerabile che ci siano delle persone che non hanno documenti. Io pago le tasse per avere un servizio. Ai signori di sinistra voglio una spiegazione. Allora io non mi faccio parlare. Ma guarda i tempi, vabbè, ci dica, perché i tempi contati, poi la regia mi sgrida. Allora, tutta sta gente che ciondola tutto il giorno senza far niente, perché non li si manda in montagna a pulire le strade, i sentieri, gli alberi che cadono? Perché loro non possono? Ma loro. E poi, oltre il mangiare, le medicine e tutto. Allora, ho capito il suo punto di vista, però dopo dice vai in montagna e dopo ci manca l'assicurazione, il sindaco e questo, poi non possiamo... Beh, insomma, la situazione è molto complicata. Io le faccio, signora, le faccio dare una risposta. 049 49 06 054, faccio parlare il mio principe e poi vado da D'Arienzo che ha ben 2 telefonate. Quella, anche lei, principe risponde sulla qualità del ladro, cioè della violenza alla quale abbiamo assistito negli ultimi tempi, e questo signore che dice questi governanti, dice meno male che c'è Salvini perché ci sta lavorando, questi in barca devono arrivare, la barca la giri e la fai tornare indietro. Allora, sti ladri non sono più ladri di una volta. No, le 2 vostre ascoltatrici hanno fatto delle domande molto ragionevoli e pertinenti, perché uno segnalava l'escalation diceva che una volta i ladri ci sono sempre stati, ma adesso in questo momento sono più predoni che sì, ladri, ma questi sono sono fenomeni funzionali alla globalizzazione, all'immigrazione. Bisogna cioè, i problemi ci sono e vanno risolti, e Salvini sta agendo bene. Io non ho simpatie particolari per questo Salvini. Ma lei Salvini non è simpatico? No, non è questo, per le ideologie sue, per le sue amicizie, Urban, Le Pen, dire Ciampi che era un ladro. Lui non ha il tricolore qua, sta nel Campidoglio, sta lì. E c'ha il Giussano. C'ha una stemma, non c'ha il tricolore. Io sono un personaggio istituzionalizzato, sono stato allevato al patriottismo. Vengo dalla Somalia, va bene, sono stato colonizzato dall'Italia. Sono un patriota io. Per me è uno che denigra l'inno di Mameli e che prova l'orticaria al tricolore mi dà fastidio. Però diceva la percezione della gente, perché per esempio diceva la signora, quelli della sinistra, attribuisce a quelli della sinistra, ma c'è stato il gruppo non solo alla sinistra, ma ci sono tutti i politici, anche quel gruppo di Berlusconi hanno fatto danni indifferenti. Adesso abbiamo una novità, l'alleanza del Movimento Giallo-Verde. Vediamo, diamogli la possibilità di agire. Vediamo. Sì, ma quello che sto dicendo, un concetto molto importante, qual è? Il populismo. Un conto è il popolo, la democrazia contano i numeri. Può prendere la telefonata. Ma no, perché sono discorsi che sono molto profondi, comunque prendere la telefonata. Perché la gente ci chiama, perché ci vogliono raccontare. 049 49 06 054, pronto? Sì, pronto? Buongiorno signora. Sì, buongiorno, sono Maria, chiamo da Treviso. Buongiorno Maria. Niente, volevo dire la mia opinione, nel senso che io sono d'accordo con Salvini, Di Maio che vogliono chiudere, non fare più entrare i migranti, perché bisogna dirlo, ne siamo stufi, siamo pieni, sono più loro che italiani ormai, anche perché noi italiani facciamo fatica a fare i figli, loro arrivano, ne fanno 3, 4, loro ne fanno, però il nostro governo che aiuta loro. Io mi domando, ma i politici, il governo, ha mai pensato prima di aiutare gli altri, di aiutare noi italiani? Noi italiani, ma veramente, guarda che di italiani ce ne sono tantissimi che stanno facendo la fame, sono presi peggio dei migranti. Veramente lo dico perché lo sto vedendo e non dite che voi non ve ne siete accorti. Chiunque di noi, cioè, siamo arrabbiati perché diciamo, ma perché si stanno scannando, si stanno ammazzando per andare ad aiutare
chi arriva, che non è italiano, sono di là, perché restassero a casa loro. Dice meglio che aiutare gli italiani che sono in povertà, si parla di 10 milioni in totale, anche di più, di cui 5 milioni in povertà assoluta, sarà il caso di aiutare gli italiani e di lasciare... Insomma... Io non so chi sta parlando al telefono, comunque. Signora Maria, da Treviso, io la ringrazio per il suo punto di vista. No, perché signora volevo dire che comunque veramente devono prima pensare a noi italiani, perché gli dico io sono una di quei miliardi di italiani che sono presa con le bombe, però a me nessuno mi dà una mano. Signora Maria, io la ringrazio del suo punto di vista. Allora, Ali Sheikh Noura, un'altra, allora è il populismo che parla o la gente che soffre? Perché dice sono presa con le bombe a signora Maria e a me non mi aiuta nessuno e vedo questi che vanno aiutare questi con i suoi barconi. Se non si fa informazione succedono queste robe qui. Io vengo da un paese dove sono stato colonizzato. Gli italiani che se no poi gli italiani che sono venuti al tempo di Mussolini non avevano il permesso di soggiorno. Parlavo italiano a 5 anni. Il populismo cosa vuol dire? Integralismo, gli ismi derivano utilizzare, va bene, la volontà del popolo per scopi propri, avere una carica, essere senatore. Il problema è della città. Prima gli italiani, slogan che funzionano, fanno breccia dappertutto, Trump, tutti gli altri, vedrai, stanno il regionalismo, il populismo è efficiente, però i problemi rimangono reali e vanno risolti. Io dico che ci vogliono delle soluzioni politiche, concrete, rispetto fra i dialoganti, destra, nord, sud, non attribuire sempre la colpa a uno ad un altro. Adesso abbiamo una novità, questi ragazzi sono... Allora, questi due ragazzi sono giovani, vediamo. Che lavorino. Allora, da Rienzo ha sentito anche le telefonate, dove vanno tutte più o meno nella stessa direzione. C'era la signora di Portogruaro che ha detto non ci sono più ladri di una volta, perché mi tocca usare anche questa frase, e poi c'è sempre il problema, no, che gli italiani percepiscono di essere aiutati meno dei migranti. Due punti. Allora, sulla qualità dei ladri non è colpa di nessun governo. No, ma purtroppo non è neanche vero, perché le esperienze che abbiamo avuto nel nostro paese, insomma, la più nota è stata ricordata anche in questi giorni, Arancia Meccanica. No, è stato ricordato adesso... Beh, io credo che la più nota che ci ricordiamo da Spartiacque è Gorgo al Monticano, che ci ha scioccato tutta l'Italia. Qualcuno ricorderà la mafia del Brenta, che cosa faceva da queste parti. Faccia d'angelo. Purtroppo, esatto, purtroppo non è vero che c'è qualcuno che è più criminale dell'altro, sono tutti criminali. Quelli che fanno roba di questa natura, perciò dico, guardate, la condizione umana, se giudicassimo le persone sulla condizione umana faremmo delle delle differenze che non c'entrano assolutamente nulla nella nostra valutazione. Per far capire, perché poi capisco che non tutti devono sapere i dettagli del decreto, come funziona attualmente. Senza decreto Salvini, un ghanese entra in un'abitazione, commette un reato o fa una rapina, insomma qualsiasi cosa, riceve circa più di 3 anni, 5 anni di galera, se li fa tutti. Alla fine dei suoi 5 anni aveva un permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno viene ritirato e viene espulso dal paese. Che cosa prevede il decreto Salvini? La stessa roba. Oggi un immigrato mi stai dicendo che il decreto Salvini è il gioco delle tre carte? No, io valuto, io non dico che dico quello, la gente si aspetta i rimpatri. Sapete in 3 anni quanto destina il decreto sicurezza per i rimpatri? 3 milioni di euro, sì. In 3 anni. Sapete quando vogliono fare le espulsioni, sapete che cosa prevede il decreto Salvini? Prevede che faranno un centro per i rimpatri in ogni regione, per un totale di 100 persone. Sono in 20 regioni 2000 persone. Quanti sono da espellere? Migliaia, 500.000. Vedete, c'è una cosa che c'è un problema, la percezione o la delinquenza dappertutto. Che forse è anche colpa dei media che magari per carità, e poi guardiamo le soluzioni e non sono compatibili con... ma potrei dirne altre. Allora una delle preoccupazioni, rimaniamo con la suspense, io prendo la telefonata e poi ci dice una delle preoccupazioni di D'Arienzo, qual è? No, non mia, delle persone. Delle persone. Pronto, buongiorno. 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 Allora, ti chiamo? Signora, lei deve fare la televisione, il televisore anzi, allora, ti chiamo da Verona, da Lignago, città di Verona. Ma se puoi darmi un'informazione, anche io sono una straniera, se puoi darmi
Sì. Se mi aiuti, può darti un'informazione, perché noi abitiamo marito e moglie in regola qua in Italia. C'è mio figlio che è maggiorenne, e 27 anni, e non hai possibilità di entrare in terra italiana, entri solo turista. Ma non lo so come funziona, perché qua guardo che non c'è qualcuno che mantenesse questo straniero. Invece io, che sono con famiglia, tutti lavoriamo in regola da 12 anni qua in Italia, che strada deve trovare per sistemare? Signora, se ci dice qual è la sua nazionalità, se mi posso permettere di chiedere? Albanese. Quindi lei è albanese e vive col marito da 12 anni in Italia, lavora regolarmente, ha un figlio in Albania che non riesce a fare entrare come ricongiungimento familiare? 7 anni, entri turista, 3 mesi qua e 3 mesi là. Ho capito, i famosi 90 giorni che deve esaurire e completare. Signora, io cerco di farle dare una risposta per quanto possibile, perché tecnicamente chi se la sente di dare una risposta? Perché si vita... 12 anni? Però il figlio non riescono a farle venire. No, lei, la famiglia, deve chiedere la cittadinanza. Allora, signora, lei lavora da 12 anni, è permanente da più di 5, ha un contratto d'affitto, una casa di proprietà, faccia la richiesta di cittadinanza italiana. Da Rienzo eravamo sulla suspense, so che devo andare in processo, eravamo sulla suspense. Cosa preoccupa gli italiani? Preoccupa, no, dovrebbe preoccupare questo. Allora, uno dei maggiori problemi che noi vediamo sono quei immigrati che spacciano davanti alle scuole, le risse, gli schiamazzi notturni. Questi vengono presi, permesso o non permesso di soggiorno, vengono presi e poiché il decreto non modifica le pene, si beccheranno comunque quei 2 o 3 mesi, quelli che danno adesso. Il giorno dopo escono dalla galera, anche con il decreto Salvini, escono dal carcere, anzi non ci entrano neanche. Dopodiché forse, come adesso, saranno espulsi. Nel momento in cui viene espulso gli si dà il foglio di via, cioè resta tutto come adesso. Un altro caso, oggi abbiamo gli SPRAR o i CAS, centri di accoglienza straordinari, gli diamo 35 euro al giorno, come dicono i leghisti, ha ragione lei Daniela, non gli diamo 35 euro ma solo 2,50 euro, e se è un minore sono voglio parlare come loro, ecco, voglio parlare come loro. Domani una parte di quelli, secondo il decreto, una parte di quelli che sono o nei centri di accoglienza straordinari o negli SPRAR non avranno diritto perché non hanno la protezione internazionale, perché cambiano un po' le regole, legittimo. Che cosa faranno di queste migliaia di persone che oggi sono nei centri di accoglienza straordinaria e negli SPRAR? Probabilmente gli ritireranno il permesso, probabilmente, perché non sono sicuro. Essendo centinaia di migliaia di persone, entrano tutte in clandestinità, tutte. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo da Rienzo che devo mandare la pubblicità, intanto Dr. Noster con questo cognome comincia a pensare alle sue Ave Marie da fare e le guarda verso l'alto e troveremo una soluzione. Torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054, signora di Verona chieda la cittadinanza italiana. Poi le tocca anche andare a votare, signora di Verona. A dopo. Così. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Una precisazione per la signora che ha chiamato prima da Verona: bisogna che nella domanda di cittadinanza risulti che lei e suo marito siate rimasti in Italia in maniera ininterrotta, cioè non siate stati 2 o 3 anni da una parte, cioè, per le vacanze è chiaro, nessuno è in carcere, però che risulti una permanenza continua, come i vecchi contratti Cococò, mettiamola così. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Franco, allora, come si sta in Friuli? Bene, vero? Benissimo, oggi che piove si sta bene a vedere la televisione, canale 93, vediamo bene anche lei, in salute, e rimanga in salute per molto tempo. Eccoci, ti dica. Allora, volevo dire, no? Hanno preso 5 assassini, no? Perché non chiediamo allo Stato da dove prevengono cosa farebbero loro in questo caso e fare anche noi qui quello che avrebbero fatto loro? Oppure hanno tagliato l'orecchio alla signora, le tagliamo
a tutti e 5 ne tagliamo 10 orecchie, le mettiamo in una bacheca con l'alcol e li mettiamo nella vista in Duomo a Milano oppure a San Pietro. È così, oppure al muro questi 5, penalizzando 5, raddrizzeremo questo non possiamo farlo, siamo in un paese civile. Raddrizzeremo, Franco, so che lei parla francamente perché si chiama Franco, però non è che possiamo fare tutta questa cosa. Allora, Franco da Udine. Dobbiamo arrivare, fra poco arriveremo anche a questo, oppure lasciamo che ognuno si rega, faccia la giustizia da solo. Noi abbiamo le forze dell'ordine che ci frenano, altrimenti sarebbe una cosa tranquilla, occhio per occhio, dente per dente. Beh, insomma, adesso chiediamo al principe cosa ne pensa di occhio per occhio, dente per dente. Grazie Franco. Allora, Paternoster diceva, e lei intanto ci ha pensato, ha fatto le riflessioni, diceva Vincenzo D'Arienzo che fondamentalmente con questo decreto cambia proprio poco, anzi forse è peggiorativo, perché alcune condizioni di status di rifugiato o no verrebbero a decadere e ci troveremo pieni ancora di clandestini. Allora, la problematica è che in questo momento noi stiamo governando un'emergenza, cioè nel senso, se oggi dovessimo far fronte a regolamentare l'identificazione e la successiva espulsione di 4 gatti, vabbè, in qualche maniera ce la facciamo perché sono pochi. Oggi ci troviamo a far fronte a una situazione gravissima di centinaia e di migliaia di persone che sono arrivate tranquillamente indisturbate, perché in tanti siamo andati anche a prenderli, in Italia, sono qua che non fanno nulla dalla mattina alla sera, li manteniamo e vogliamo mandarli a casa. Allora la prima cosa che dobbiamo fare, l'abbiamo detto anche prima, è identificarli e poi rispedirli a casa loro, perché qua non c'è spazio. Distribuirli un po' in Europa? Ma l'Europa se ne frega, non vuole i nostri problemi, l'Europa ci volta le spalle e praticamente ci dice che il problema dell'immigrazione clandestina è un problema prettamente italiano e sono problemi vostri. Allora, siccome sono problemi nostri, il problema nostro è anche quello di chiudere le frontiere, fare quello che sta facendo Salvini, quindi bloccare le frontiere e non farne più arrivare in Italia e piano piano identificare questa gente e rispedirla a casa sua. Questo bisogna fare. È facile? No. Ci mettiamo poco? No, perché ce ne sono tantissimi. Abbiamo la bacchetta magica? Non ce l'abbiamo la bacchetta magica, e allora bisogna cercare di fare le cose fatte bene. Visto che sono arrivati in Italia a centinaia di migliaia senza essere identificati, bisogna identificarli nel più breve tempo possibile. Vediamo le immagini, non sappiamo nemmeno chi sono. Ma far arrivare in Italia centinaia di migliaia di persone senza documenti è da folli, perché poi è impossibile identificarli, hanno 10 nomi a testa. E questo è il nostro compito in questo momento, far fronte a questa emergenza e dove vengono. E rispedirli a casa loro. Ci stanno costando un'esagerazione, 5 miliardi di euro all'anno, che potremmo dare tranquillamente ai nostri pensionati, ai nostri giovani, a tutti quelli che hanno bisogno. Potremmo aiutarli a casa loro con questi soldi qua, senza farli arrivare in Italia. Non meno problemi con il reddito di cittadinanza, oggi ce l'abbiamo qua e il problema dobbiamo governarlo, ma è un problema che ha creato il PD con tutti i governi che lo hanno sostenuto. Anche Forza Italia l'hanno sostenuti e noi dobbiamo far fronte, ma dobbiamo farne fronte subito. E allora la prima cosa che è stata fatta è quella di bloccare l'invasione e adesso bisogna che cominciamo a mandarli indietro. Senta, ma vi fiderete ancora dello Stato Vaticano nell'affidamento poi di immigrati? Perché sono un po' spariti anche lì, come partner. No, ma anche lì, guardi, la problematica... sono presi un po' di albanesi, un po' di irlandesi. Lo Stato Vaticano è stato un partner un po'... Sì, anche questi scappavano dalla guerra, no? Abbiamo visto come scappavano dalla guerra. Sono scappati pure dalla città dello Stato Vaticano. Da Rocca di Papa, se non mi sbaglio, non è proprio Rocca di Papa. Rocca di Papa non c'è la guerra, vero? Eppure sono scappati anche da là. Aveva preso paura delle guardie svizzere, Paternoster. Però in Italia ci sono anche le guardie svizzere, per fortuna. E sono andati dove? Dove sono andati? Sono andati in Italia. Ho posto delle domande, la risposta del collega Paternoster è stato uno slogan dietro l'altro, una serie di inesattezze, perché non è vero che sono sul territorio italiano, non sappiamo chi sono, non è vero, vengono identificati. Chiamiamo le prefetture, sentiamo. Vengono identificati tutti, perché a tutti deve essere riconosciuto la modalità della protezione internazionale, quindi è una sciocchezza. Ne saranno 10%. È una sciocchezza dire che li abbiamo invitati, perché come è noto partivano, li abbiamo salvati nel mare. Io capisco la propaganda, ho detto che è legittima, ma sulle cose vere bisogna che
che ci misuriamo. Siamo andati sulle loro allora, spiagge se questo è il vostro problema, cioè che arrivano 20.000 persone, 100.000 persone, quelle che sono, se questo è il vostro problema, avete promesso una roba. Bene, ho fatto gli esempi prima e li ripeto. La maggior parte delle cose che sono state promesse, questo decreto non le risolve. Ma ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Siete andati a prenderli, ce n'è un diverso. Siamo andati a prenderli dove? A prenderli sulle coste della Libia. Non è vero, non è vero, non è vero. Ho pubblicato, per chi ha voglia, vada sul mio profilo Facebook. È stato in Commissione Infrastruttura al Senato e Trasporti ed è venuto il comandante generale della Guardia Costiera. Ad una mia domanda, siete mai andati nelle acque libiche a prenderli? Sentite quello che ha detto il comandante generale della Guardia Costiera. Mai la Guardia Costiera andavano sulle coste, sulle mai, a meno che non stessero annegando, ma come è un'altra roba. Ma come no? Mai. Sono andati sulle spiagge a prenderli, ma lo sanno tutti. Ma adesso che non li identifichi tu allora, stai governando tu. Ma lo sanno tutti. Ma se ce ne fossero, se ce ne fossero 1.000 da identificare il discorso, ma se sono 700.000 da identificare. Il muretto che commette il reato sotto casa mia, non lo espellete. Avete fatto credere il contrario. Ma ce ne sono 700.000 da espellere. Signori, abbiamo dato, non li abbiamo presi noi di ore 13, ve lo giuro, non siamo stati non abbiamo portato nessuno, abbia preso nessuno perché adesso un po' diverso. È certo, è come no. Senta, siccome io devo chiudere, Principe, dice Franco da Udine, se l'Italia, insomma, la Sharia, cos'è la Sharia? No, la Sharia, la legge del taglione? Vedi, adesso era nella Bibbia, dice da buon cristiano, ma sto letto a Bibbia. Vedi, quando si autorizza il popolo di armarsi per autodifendersi vuol dire che non c'è Stato, non c'è un governo. Secondo me il governo deve garantire la sicurezza dei popoli e questo è il male. La Sharia mi dice questi 5 assassini se fossero al loro paese ha ragione, se questi maledetti nordafricani che rovinano i nostri figli con questo veleno che si chiama i pushers, va bene, applicassero la Sharia islamica, cosa succederebbe? Li fanno frustare in pubblico e alcuni vanno anche lapidati, non lo fanno. Nei paesi dove c'è vigile Sharia non ci sono politici che fanno propaganda quando c'è da risolvere problemi, non ci sono ladri. Però Principe ci sono spesso i militari. No, aspetta. Qua il pericolo, guarda che siamo veramente in un brutto momento. Gli italiani, il calo demografico è accertato. Ce ne siamo accorti. Va bene, il terrore verso l'immigrato è per proteggere se stessi, hanno paura questa gente. Bravo Principe. Allora, cosa fanno? Se non riescono a incentivare a far figli e a garantire un benessere per i loro giovani, dovranno castrare, fare l'iniezione, sterilizzare le donne. Guarda, lei non va in autobus. Sono con carrozzini, 5-6 figli, crescono come funghi, perché questa gente è di un'altra mentalità. Questi si sono imborghesiti, va bene, si trovano nei salotti dove anziché proporre delle soluzioni, confrontarsi, rispettarsi l'uno con l'altro, si fanno propaganda continua. Però, Principe, e alla fine cosa succede? Che noi ce ne andiamo a casa e comincia la percezione dell'odio razziale, cresce. Comunque le do anche l'informazione che queste 5-6 carrozzine sono anche la prima generazione, perché poi anche gli immigrati cominciano a stringere perché la seconda generazione. Il fenomeno dell'immigrazione va controllato, qua non c'è da fare devo controllare il tempo, Principe, perché i colleghi della regia mi dicono la festa è finita, la cucina sta funzionando. La pacchia è finita. Allora, ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, chi ci ha telefonato da casa, insomma, quelli che ci hanno anche un po', voglio dire, mandato anche un po' a quel paese, perché si arrabbiano su questi argomenti. Grazie a Paolo Paternostro, deputato della Lega, per essere stato con noi. Grazie al nostro Principe Ali Sheikh Nur, presidente dell'Associazione Somalo-Islamica di Padova, che oggi ho visto bello tosto. Grazie al senatore del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo. Andremo a vedere cosa dicono su questo profilo Facebook il generale della Guardia di Finanza. Andiamo ad ascoltarlo. Ammiraglio. Noi vi salutiamo dalla rete Ammiraglio, torniamo come sempre domani, arrivederci.